Buongiorno e ben trovati, eccoci in diretta con lo spazio dedicato alla sindacale, in particolare alla CGIL. Ricordo naturalmente a voi tutti che potete interpellare telefonicamente chiamandoci i nostri ospiti per se avete quesiti inerenti naturalmente il più possibile il nostro argomento di oggi. Saluto e ringrazio qui presenti vicino a me Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI CGIL di Treviso, buongiorno e ben trovato. Buongiorno, grazie. E Paolo Poletto dello sportello sociale dello SPI di Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora oggi cercheremo di fare il punto sul contributo di 400 euro per i soggetti non autosufficienti, la nuova legge regionale, lo sportello sociale, insomma ci sono diversi temi. Parliamo, Vigilio, in particolare di pensionati, come nella vocazione dello SPI, ma necessariamente, come invece nella vocazione generale del sindacato, dei soggetti più fragili, no? Da tutelare e delle opportunità che ci sono da non perdere, in particolare figurarsi quando parliamo poi di non autosufficienti. Assolutamente sì. Parto non tanto da lontano, ma per far capire che noi dobbiamo reagire a una fotografia della nostra provincia, ma anche dell'Italia, perché tutte queste azioni che lo sportello sociale dello SPI CGIL fa mirano a dare risposte a questioni che non sembrano albergare nella discussione politica nel verso giusto. Sto parlando di 414.000 migranti in più che dovremmo avere ogni anno per poter, per esempio, dare anche una mano ai nostri anziani. Ne arrivano, leggo, Fondazione Leone Moressa, ne arrivano 140.000 all'anno. Allora qui dobbiamo capirci. Se noi abbiamo una società italiana fra le più longeve, dopo il Giappone ci siamo noi, chi è che cura, chi è che dà una mano al cosiddetto invecchiamento attivo, come noi amiamo definirlo, e cioè quella parte della vita nella quale non essendo più attivi abbiamo anche bisogno, vista la media di popolazione oltre i 65 anni, che ha bisogno di aiuto. Allora, qui da un lato c'è una mancanza assoluta di rispetto della nostra società da parte di leggi fatte da governi precedenti, e mi riferisco tranquillamente alla Bossi-Fini, per la quale gli immigrati non riescono a entrare in Italia con i numeri che prima dicevo, dall'altro un galleggiamento sia da parte del governo, vogliamo dire dei governi, ma da parte anche di amministrazioni locali, comunali, che con i tagli che il governo attuale ha fatto e continua a fare, rischiano di togliere risorse per i servizi che invece ci servono. Paolo adesso lo dirà chiaramente il contenuto della delibera della Giunta regionale, ma a me sembrava giusto, spero di averlo fatto correttamente, fare una fotografia dentro la quale questi servizi si inseriscono, perché il più delle volte si inseriscono su persone che magari non riescono ad avere questi sussidi. Tra l'altro è un dato, no, della settimana scorsa, mi pare, quello che il numero delle badanti in Italia ha superato quello delle colf, no? Quindi questo è il trend. Esatto, Lina, esatto. Allora, vogliamo prendere per mano questa problematica, questa questione? Le organizzazioni sindacali, parlo al plurale, noi ci siamo assolutamente, la CGIL c'è assolutamente, su queste cose qui è in prima fila, perché nelle amministrazioni con gli incontri che facciamo, ne abbiamo già fatti 50 in questo anno, abbiamo avuto anche il referendum, perciò siamo anche un po', abbiamo lavorato, vabbè, sodo, ok? La questione dell'assistenza agli anziani, i cosiddetti lavori di cura, se da un lato le famiglie stentano, ed è ovvio perché ormai ci troviamo di fronte a nuclei familiari dove i genitori
sono un po' più vecchi, diciamo, dei figli che hanno a loro volta bisogno di cure. Se non mettiamo le mani in pasta e cominciamo a fare un elenco delle badanti, un elenco delle colf, la mappa dei bisogni che questa diciamo, parte della società ha, noi non riusciremo a dare delle risposte. Il rischio è che diamo delle risposte spot, delle risposte una tantum, ma non una cosa continuativa. Dopodiché è chiaro, a livello più generale noi dobbiamo continuare, come continueremo, a fare una battaglia perché le pensioni siano un po' più cicciotte, scusatemi, di quello che in questi anni ci sono, e il pericolo è proprio questo, che ci troveremo una fascia di popolazione anziana con una pensione diversa da quella che ha avuto Paolo, da quella che ho avuto io, e senza servizi e senza aiuti. Non so dove andremo a finire. Si rischia di intervenire quando è troppo tardi, insomma, in buona Credo sostanza. di sì. Allora Paolo, andiamo a vedere dunque questa nuova legge regionale, è fresca fresca, 21 maggio 2025, la delibera appunto della Giunta per il contributo regionale per non autosufficienti. Di cosa si tratta? Allora, questa legge ci serve una premessa, è la seconda legge, la prima è stata fatta nel periodo ottobre-dicembre 2024, sono stati stanziati 60 miliardi, di cui 11 alla provincia di Treviso, sono stati beneficiati 2.300 persone della provincia, il 75-80% in casa di riposo, per cui avevano la residenza in casa di riposo pubblica. Mentre adesso cos'è che hanno fatto? Visto che la percentuale di non autosufficienti a casa, che noi abbiamo trovato che vivono in un modo invisibile, non sapevano niente di questo bando, di queste informazioni, di questa assistenza che il comune, regione può dare nei loro confronti, hanno fatto un bando minore di 20 milioni, circa 4-5 sulla provincia di Treviso, che è partito il 10 giugno e terminerà come bando il 10 agosto, darà 400 euro, vediamo i requisiti, per le per 12 mesi come l'altro precedente, in favore di persone anziane che hanno di età superiore ai 65 anni. Di cosa si tratta? È un contributo economico finalizzato proprio a supportare le famiglie che sono in difficoltà. Cosa vuol dire? Che ci sono persone non autosufficienti, disabili, gravi, che sono a casa, che sono assistiti dalle proprie famiglie, sottoponendo uno sforzo enorme al nucleo, che non sanno chiaramente che possono accedere a questi contributi, e per cui è stato rivolto a queste persone. Queste persone chiaramente che requisiti devono avere per poter accedere a questo bando? Sono gli stessi del precedente, per cui residenza in Veneto, l'ISEE sociosanitario, evidenzio sempre sociosanitario, 2025, con un valore inferiore ai 40.000 euro, per cui è abbastanza alto per l'accoglienza. Il problema è la SVAMA, ecco, devono avere la SVAMA multidimensionale. Cosa vuol dire multidimensionale? A differenza della SVAMA semplificata di un foglio fatto dal medico di famiglia, la scheda chiaramente multidimensionale viene fatta dal distretto sanitario, dove la persona barra famiglia vengono sottoposti a una visita multidimensionale di varie discipline che danno un punteggio. Il punteggio che viene richiesto per accedere è di minimo 70 punti. Cosa vuol dire? Vuol dire che devono avere il 100% e l'accompagnatoria, e anche una situazione abbastanza grave come realtà di famiglia e di supporto. Ecco, poi non essere destinatari chiaramente del contributo attuale, che è partito da gennaio 2025 e terminerà a fine anno, e non avere la residenza in RSA, per cui raccolgono le persone che vivono a casa, ma anche che quelle temporaneamente possono vivere con un figlio, oppure in RSA private, oppure in centri chiaramente provvisori. La fermo un attimo Paolo perché Prego. abbiamo una telefonata. Prego. Pronto? Buongiorno.
Pronto, chiamo da Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Buongiorno, come si chiama? Sono il signor Marco. Sì, prego Marco. Ecco, mia mamma e mia sorella, tramite la delibera della Regione Veneto, ha fatto domanda per avere il contributo di 400 euro. Mia mamma è allettata, diciamo. Sì, è Ha allettata. 91 anni. Allora, noi hanno riconosciuto il contributo di 400 euro che veniva erogato per un anno, solo per un anno, però gli hanno riconosciuto l'assegno di cura, che sarebbero 120 euro al mese, spalmate in 6 mesi, ogni 6 mesi danno questo contributo sempre della Regione Veneto, Tamelus 2 di Treviso, che viene pagato a febbraio e agosto di ogni anno. E mia mamma, la domanda è stata fatta ancora a ottobre dell'anno scorso e avrebbero dovuto erogare i soldi dell'assegno di cura a febbraio, invece hanno detto che per motivi fiscali, non so per quali motivi, adesso ad agosto volevo sapere se ha diritto a avere gli allettati sì o no di questo assegno di cura. Grazie, arrivederci. L'hanno sospeso, mi pare di capire. Grazie Marco. Allora, signor Mario, bisogna capire bene, bisogna capire bene qual è la situazione. Se lei mi dice che non ha ricevuto i 400 euro da gennaio 2025, vuol dire che non è stato ammesso al contributo per un motivo di mancanza di requisiti. Le potrei chiaramente chiedere come ha presentato la domanda, se c'erano tutti i documenti, ma istintivamente vado sulla scheda Svama. La scheda Svama l'ha presentata nella richiesta di 400 euro, 1. 2. L'ICD che ha ricevuto di 120 euro decade quando chiaramente subentra il contributo della Regione. Per cui cosa fanno? Sospendono i 120 euro, danno i 400 per un anno e alla fine dell'anno recuperano chiaramente l'ICD dei 120 euro. Questa è chiaramente la procedura che viene fatta. Se lei non ha ricevuto i 400 euro, il consiglio che le do è di venire nei nostri sportelli al fine di poter capire la motivazione e magari essere di utilità a questo bando che sto presentando adesso, che va a raccogliere chiaramente le persone fragili, come ho capito bene è la sua mamma. Grazie. Allora, penso che Marco non sia più in linea. Ok, questi sono i consigli, allora le raccomandazioni, quindi di andare a uno sportello CGIL per cercare di fare chiarezza, per non restare senza l'uno né l'altro, perché quello è il rischio. Prego Paolo. Allora, ecco, l'importanza di questo bando è quello della residenza, per cui qua si sottolinea molto il fatto di poter fare la domanda, ma non deve avere la residenza nelle case di riposo pubbliche. Per cui sottolineo questo punto, perché potrebbe essere un motivo che quando presentano la domanda di blocco, per cui questo diventa fondamentale. La domanda come si può presentare? Azienda Zero del Veneto dà la possibilità di inserirlo telematicamente per chi chiaramente ha lo SPID, la CIE, attraverso un link telematico e presenta tutta la scheda e tutti gli allegati, oppure attraverso la consegna del plico tramite sportelli dell'ASL concentrati e vicini a tutti i comuni di residenza della provincia di Treviso. Sono 6, chiaramente Treviso, zona Pieve, zona Castelfranco, zona Montebelluna ci sono. Lì si può presentare la domanda, il plico e tutto. Ci aggiungiamo noi che chiaramente con lo sportello sociale, come abbiamo fatto precedentemente, possiamo aiutarvi a vedere i requisiti, a compilare la domanda e a prepararvi il plico. Questo è aperto a tutti, per cui non sia iscritti che non iscritti, ma sempre nell'intento di aiutare queste persone fragili. Detto questo, io vorrei sottolineare due cose. Vi ricordo cosa abbiamo fatto noi come CGIL in questo momento e credo che siamo ben pochi che sono riusciti a fare questo intervento di avviso verso il pubblico. 1. Abbiamo fatto locandine da applicare in tutte le camere del lavoro.
abbiamo messo le locandine nei recapiti nei comuni, nelle biblioteche di tutti i comuni, abbiamo messo sui social, abbiamo messo e avvisato le accoglienze di tutte le camere del lavoro pronti a percepire la richiesta telefonica o fisica di una persona che chiede l'aiuto. Ultima cosa che abbiamo fatto in questi giorni, tra ieri e oggi, grazie al CAF e all'integrazione che c'è in CGIL, mi hanno passato un report con tutte le persone che hanno over 65, ISEE sotto i 40.000 e non autosufficienti gravi. A queste persone abbiamo inviato una mail con la quale chiaramente riceveranno l'avviso con tutti quanti, con i contatti delle camere di lavoro a loro vicini, in modo che così possono sapere sia dell'informazione che possono attuare in maniera familiare, singolare, tramite l'amministratore di sostegno, tramite un legale e chiaramente tramite il nostro contributo. Questo è quanto noi abbiamo preparato per supportare, stanno arrivando già i primi appuntamenti, per cui saremo prossimi a poter aiutare nei tempi previsti questo lavoro molto importante. Ultima cosa, anzi due, la Regione Veneto ha delle criticità che evidenziamo. 1, poca comunicazione, 2, tempi ristretti, terzo, la SVAMA. La SVAMA, quella completa, che ripeto è una 29 pagine, fatta dal distretto sanitario, ci vogliono dai 30 ai 40 giorni. Per cui le persone che sono in casa di riposo nel precedente bando ce l'avevano tutti e sono stati premiati. Le persone che sono a casa in sofferenza familiare, nessuno le aveva. Per cui l'azione che dobbiamo fare di avviso è quello di stimolare le persone, familiari, figli che chiaramente hanno i propri cari che non sono fragili, di attivare l'assistente sociale del comune di residenza e partire immediatamente con la procedura della SVAMA completa. Senta Paolo, ma allora siamo andati in meglio o in peggio? Ecco la domanda, nel senso è un'opportunità effettivamente questo contributo di 400 euro, ma questo ostacolo lo rende quasi inattuabile. Cioè, diciamo che è sempre positivo, sono sempre gocce, ma però che danno sempre dignità e rispetto alle famiglie. Il fatto che nella prima parte, quando hanno visto, e anche su nostre segnalazioni, che erano premiati più le persone che erano in casa di riposo e hanno trascurato le persone che purtroppo non hanno fatto a tempo a presentare la domanda, adesso si sono rivolti. Per cui quelli che non sono stati invitati chiaramente al contributo, si sono attrezzati e li abbiamo invitati a predisporre la SVAMA per un prossimo bando. Per cui slitta la cosa, ma è sempre una cosa positiva. Cioè quello che tentiamo di fare nella nostra veste di sindacato è proprio di essere vicino alle persone fragili. Se non li aiutiamo a dire guarda che c'è questo, perdono anche questo, perché nessuno li avvisa, né comuni né l'ASL. Se voi vedete nei comuni c'è un trafiletto, se vedete nell'ASL c'è un trafiletto, non c'è nessun invito a dire. E poi ricordo che le persone non autosufficienti hanno poco dimestichezza con la digitalizzazione, per cui arrivare a capire, a comprendere che ci può essere un bando, e dopo lo vedremo con lo sportello sociale, le difficoltà aumentano, però sempre positivo. Certo. Vigilio. Paolo, tu sei come sempre troppo buono, sai? Perché... Ma lo dico in senso positivo, perché per noi lo sportello sociale, e lui è uno degli artefici, è una cosa importantissima. Però bisogna anche dire le cose che non si fanno. E io sono ben felice e da un altro lato no, perché la narrazione che la Regione, ma anche il Governo fa, sull'invecchiamento attivo, sulla legge della non autosufficienza, chiamiamola così, ecco, dopo aver parlato nei mass media e in televisione, la nostra Presidente del Consiglio, che io rispetto, ci mancherebbe altro, si dimentica di fare i decreti attuativi
E i decreti attuativi si fanno se politicamente metti delle risorse, altrimenti fai interventi a spot che sì, danno delle risposte, ma sono risposte provvisorie, sono risposte che non vanno verso invece la ratio, dicono, no, verso il centro della legge sulla cosiddetta non autosufficienza. Cioè, noi dobbiamo avere una assistenza a domicilio per tutte quelle persone che non riescono più a essere appunto autosufficienti. E qui vorrei anche sottolineare una cosa: non siamo solo noi anziani, i vecchi, che non hanno un invecchiamento attivo, perché ci sono tantissime persone, disabilità, oppure che hanno problemi fisici, di salute, eccetera, 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 che hanno bisogno di questi aiuti. Questi aiuti devono essere, come posso dire, decisi dal appunto regione e governo, ma finanziati, perché io non posso avere, faccio una battuta Lina, io non posso avere un direttore degli ATS, tra poco, fra qualche mese andranno in vigore anche qui a Treviso, finalmente dopo 20 anni, va bene, lo stesso, ok, che la regione mette 80.000 euro per un direttore di ATS. Con 80.000 euro non paghi neanche il direttore, ma ci deve essere il direttore, gli amministrativi, la segretaria, eccetera, eccetera, senza parlare poi del personale sanitario. Ho fatto un esempio. Non è così che si risponde ai bisogni che le leggi dicono di dover applicare e praticare. Bisogna non aver paura di denunciare anche queste cose, perché io ho molto rispetto delle persone che lavorano specialmente nel ramo della sanità, ma non possiamo tergiversare. È dal 2020 che discutiamo della mancanza di medici, di medicina generale, e non lo dico io, perché il 20 di giugno un quotidiano nostro qui del Veneto ci dice che per quanto riguarda la Marca Trevigiana, bene, sono 263 posizioni mancanti, mancano 363 medici. Bene, torniamo a noi. Io capisco che c'è un problema di risorse e i governi decidono dove collocarle. Posso dire, e ringrazio Antena 3 di questa ospitalità, posso dire che forse un punto di domanda rispetto al riarmo noi dobbiamo avere la voglia e la forza di dire, beh, pensiamoci su. Perché il rischio è che si dirottino risorse, come sono state fatte già, dalla sanità, dall'istruzione, per riarmarci. Questo è il pensiero che io volevo e ho espresso. Perciò io ringrazio questi, come posso dire, questi aiuti, no, ma non possono essere a spot. È vero Paolo? Devono essere finanziati per sempre. Senta, però questa cosa dei decreti attuativi che poi mancano è una prassi italica o mi sbaglio? Perché in ogni ambito italica, finisce, hai usato l'aggettivo giusto. Finisce così. Hai utilizzato l'aggettivo italica. Se qualcuno vuol capire, capisce. Molto bene, allora noi dovremmo passare a parlare dello sportello. Allora, visto che cambiamo un pochino scenario, chiederei alla regia cortesemente Alberto Pivetta e Alessandro Granziera di andare in pubblicità, bravissimi, che facciamo questo breve stacco e poi torniamo a parlare proprio dello sportello sociale, ricordando ai telespettatori naturalmente che se vogliono possono chiamare, come ha fatto Marco prima, per interpellare i nostri rappresentanti della CGIL. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'approfondimento dedicato alla CGIL di Treviso, ai temi sindacali naturalmente. Stiamo parlando, per chi si colleghi ora, del contributo dei 400 euro introdotto dalla Regione per i non autosufficienti. Parliamo di pensionati, ma non solo, parliamo, dicevamo, di soggetti fragili. Abbiamo sviscerato un po' i contenuti di questa nuova legge regionale. Adesso con gli ospiti Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI, e Paolo Poletto dello Sportello Sociale,
sociale dello SPI-CGIL, parliamo proprio dello sportello sociale, Paolo. Quelle che sono le attività, cominciando magari con una presentazione di questo naturalmente strumento che voi avete a disposizione e che mettete a disposizione della gente, e poi anche del punto a questo momento, giugno 2025, magari con un confronto rispetto all'anno passato. Perfetto. Allora, intanto lo sportello sociale noi l'abbiamo attivato, siamo partiti nel 2023 in sordina, facendo chiaramente squadra, corsi con un psicologo per cercare di fortificarsi nell'aspetto anche umano, perché abbiamo capito che l'appuntamento con la persona è la cosa più importante che c'è. Se riusciamo a entrare in connessione con la persona si lascia andare, si racconta, ha voglia di parlare e noi riusciamo a capire sia la sua personalità, sia chi c'è dietro e sia in base all'ISEE e il verbale di invalidità o qualsiasi altro documento che ci portano, riusciamo a mirare quali sono le aspettative che possiamo dare, le consulenze, sempre in rete, sempre in collaborazione con gli assistenti sociali e con tutte le associazioni del terzo settore. Vi faccio vedere questa diapositiva che raccoglie, Elina, lo sportello sociale, gli appuntamenti che abbiamo avuto nel primo semestre, per essere esatti fino al 21 giugno 2024, e sono stati 225 appuntamenti, per lo più suddivisi in argomenti disabilità, famiglia, sociosanitario. Questi sono stati gli argomenti clou dello sportello sociale. Se vi faccio vedere la diapositiva dopo, stesso periodo siamo arrivati a 827, per cui vedete voi l'onda d'urto che abbiamo subito, ma nel senso positivo, tramite le informazioni che abbiamo dato con la stampa, con la stessa media che ci ospita oggi, siamo arrivati a 827. Però cosa è successo? Se vado ad analizzare le attività, il primo è diventato la famiglia prima aveva 89 appuntamenti, adesso ne ha quasi 400. La disabilità ne aveva 90, adesso ne ha 274, il sociosanitario ne aveva 26, ne ha quasi 199. Questo chiaramente per permettervi di capire quante persone chiaramente arrivano al nostro sportello. Inizialmente erano anziani, adesso arriva di tutto. Di tutto nel senso da persone lavorative, persone disabili, persone che chiedono qualsiasi forma di aiuto. Perché? Perché la povertà oggi è diventata veramente complicata e multidimensionale, troppi bisogni e non riescono a trovare una risposta, manca la rete. Allora, sull'ultima diapositiva, cosa abbiamo cercato di fare per permettere a voi cittadini di capire chi sono queste persone che arrivano e quali sono i servizi che ci chiedono? Allora, abbiamo cercato di dividere quali sono le persone che arrivano. Le leggo per non farmi scappare qualcosa. Allora, troviamo povertà correlate a condizioni di estrema marginalità, legate a cosa? Processi migratori, alle difficoltà connesse alla regolarizzazione, persone senza fissa dimora, condizioni di disagio sociale, correlate a problemi di salute mentale o dipendenze, perdita di lavoro, separazioni, donne anche con figli e fuoriuscita da una situazione di violenza. Apro una parentesi per i casi, troviamo immigrati che sono qua dal 90, non sanno e sono ancora col permesso di soggiorno, non hanno chiesto la cittadinanza, non sanno dei diritti che possono avere, non sanno niente, non hanno una rete di protezione, non comunicano all'assistente sociale. Sapete, queste persone arrivano da noi mandate dagli assistenti sociali. Per cui si è rovesciata la cosa, perché magari noi cerchiamo di capire meglio e di far capire alle persone quale può essere la rete che li può aiutare. Povertà intermittenti nuove, ovvero persone che alternano situazioni normali a quelle di bisogno, per perdita di lavoro, problemi familiari, a condizioni invece instabili, a uno stato di salute vulnerabile, subentra la malattia. Poi troviamo gli invisibili, cioè tutti quegli adulti, anche over 55, anche questi privi di rete, difficilmente ricollocabili, vengono e non trovano lavoro. Nel mercato del lavoro per ragioni anagrafiche, mancanza di competenze, altri problemi, salute, perdita di lavoro e non pagano più il canone di locazione.
Pertanto l'impoverimento, come vi dicevo, è un fenomeno articolato e dinamico. Persone e famiglie sono portatori di fragilità multiple, per cui pluralità di bisogni morali. Quando li mandiamo dagli assistenti sociali non sanno come gestirli, perché hanno talmente tante problemità e mancano le risorse persone e le risorse finanziarie, per cui diventa cronico e non si riesce a uscire dalla forma di disagio. La casa, porto il penultimo caso, la casa, se andiamo sulle case di iniziativa pubblica, dolori perché chiaramente lo fanno ogni 2 anni, sono poche, non vengono manutentate, per cui c'è difficoltà a trovarle, speculazione edilizia, questi poi immigrati chiedono dei contratti, li fanno pagare perché non hanno delle referenze, vanno a pagare 600-700 euro e prendono 1.300 euro. Addirittura troviamo badanti o troviamo persone che lavorano presso una famiglia, gli danno un appartamento, gli fanno pagare 800 euro e in più gli fanno pagare le bollette, ma le bollette sono intestate al proprietario, per cui seconda casa con l'aumento del 25-30% di quello che consumano. Per cui la situazione chiaramente qual è? Che tutti gli sfratti sono quasi tutti per morosità e le persone che vengono a chiedere un aiuto non riescono più, neanche quelli che hanno il mutuo, perdono il mutuo e perdono la casa e si ritrovano addirittura nei casi peggiori senza fissa dimora. Chiudo con gli anziani prima di farvi vedere la top delle richieste. Gli anziani chiaramente tutti vogliono rimanere a casa. Tutti vogliono rimanere a casa, però le patologie aumentano, non si curano. Cioè troviamo anziani che vengono a trovarci e ci dicono cosa sei venuto a fare, perché chiaramente c'è tutta questa connessione. Ci fanno vedere sono senza denti, non sanno da che parte andare per chiedere un aiuto, non sanno le esenzioni del ticket, non sanno i servizi che la sanità può offrire, per cui allarghiamo la nostra biblioteca di informazioni per dare risposte più articolate, più complesse a questi casi di persone che sono in grandissima difficoltà. Poi volevo solo dirvi, ecco, la sanità chiaramente adesso ci hanno comunicato che parte il sistema informatico ospedaliero, SIO, che partirà a breve nel distretto di Pieve Conegliano, poi Montebelluna, Castelfranco e anche a Treviso. Questo cosa comporterà? Comporterà che tutto diventerà telematico, tutte le informazioni, referti del sangue, urine, qualsiasi cosa, si dovrà entrare in questa sanità a chilometri zero e naturalmente entrare nel fascicolo personale e lì troviamo la nostra storia sanitaria, le visite, gli esami che stanno portando dentro in fase di digitalizzazione. Giustissimo, perché l'ASL ci dice che ha 10.000 prestazioni al giorno. È chiaro che devono trovare una soluzione ed è questa, quella che lasciano a casa le persone, vanno dentro e portano fuori quello che gli serve. A fianco di questo, che creerà dei problemi non indifferenti a chi non conosce e che non ha praticità di poter telematicamente entrare e scaricarsi i referti, c'è, ecco, aggiungo questo per darvi la completezza, c'è la Regione Veneto che sta facendo dei punti digitali facili. Questi per adesso sono un centinaio nella Regione Veneto, sparsi un po' dappertutto, si appoggiano a comuni, alle biblioteche e lì ci sono delle persone che aiuteranno queste persone anziane oppure non pratiche di questa fase a venirne fuori, ad aiutarli nei problemi che chiaramente porterà questa novità della sanità. Ecco, io avrei per adesso concluso l'aspetto di analisi delle persone e di quelle che sono le cose e vorrei farvi vedere quali sono chiaramente i bonus, le agevolazioni, ma proprio 2 parole che chiaramente vengono richiesti e che la gente non sa di avere. Ricordo che la gente non conosce i propri diritti e i diritti sono quelli di poterli informarlo, essere consapevole e dire tu hai questi diritti, e puoi esigerli. Allora quelli che chiaramente io ho messo come sintesi di risposta da parte delle strutture, regione, comune,
associazioni del terzo settore, sono queste che vi dico, ma solo flash, nel senso che non voglio appesantire la mia preparazione di questo sportello, ma vi invito di venire a trovarci allo sportello con l'ISEE e con i documenti al fine di comprendere se possiamo esservi di aiuto nella ricerca della vostra dignità. Quelli più riconosciuti sono per le persone attive l'assegno di inclusione e il supporto formazione e lavoro, fondamentali perché hanno sostituito il reddito di cittadinanza e hanno dato implementazione al centro per l'impiego per aiutare le persone. Anche qui ci sono bonus per i disoccupati e qui mi fermo. Il bonus utenze, qui parliamo di luce, acqua, gas e immondizie. Chiedo scusa Paolo, chiedo alla regia se può rimettere in onda la schermata che così li vediamo elencati sulla destra, eccoli qua. Ecco. Vi dicevo, il bonus utenze è fondamentale per chi ha un ISEE sotto i 10.000 euro. Ripeto, non voglio scendere nei dettagli. La carta acquisti, anche queste piccoli contributi di 40 euro per fare chiaramente degli acquisti alimentari, dati, noi vi spieghiamo se avete diritto e dove potete chiederlo, vi compiliamo il modulo, vi cerchiamo di aiutare, vi diamo alla fine un promemoria scritto dove vi diciamo questo è il percorso, questi sono i contatti, poi sappici dire se chiaramente è andato a buon fine. Poi contributi vari, adesso c'è una richiesta di contributi di affitto, gente che non riesce più a pagare le bollette, gente che non riesce a prendere, arrivano al 15 al 20, non riescono a prendere le spese alimentari. Altra super richiesta, l'aiuto psicologico, depressioni di giovani. Attualmente il comune, l'ATS di Treviso ha fatto di recente un aiuto psicologico a tutti i 39 comuni dell'ambito territoriale sociale, anche scolastico. Poi chiaramente per i non autosufficienti e invalidi, vi dico 3-4 cose. Assistenza domiciliare, cioè il comune ai non autosufficienti. Il bello è questo, che la gente non va dall'assistente sociale, sembra che ci sia una vergogna, invece è un vostro diritto di andare a capire con l'ISEE e la patologia del proprio caro che non sta bene, che è fragile. Partono dei servizi sociosanitari gratuiti, che può essere il pasto a domicilio, la lavanderia, l'acquisto di farmaci, il telesoccorso. Hai un proprio caro che lo lasci da solo, quel telesoccorso lui può premere chiaramente questo e avvisare se gli capita qualcosa. Cose essenziali per la vita. Ausili vari, pannoloni, contenitori, il parcheggio presso la polizia per avere chiaramente il parcheggio per gli invalidi. Altro argomento è l'esenzione varia del ticket, cioè la gente, specialmente gli immigrati, non sanno che hanno ISEE, zero si presentano, vanno a pagare 48-50 euro per gli esami del sangue, non sanno di andare a fare queste autocertificazioni di esenzione in base al reddito, alla patologia o quant'altro. Penultima cosa, la disability card. Disability card, anche questa pochi la conoscono, si fa all'INPS, basta fare telematicamente e mandano a casa una tessera che dà dei diritti alla persona disabile. È un badge che fa sconti sui treni, sui bus, se vanno ancora per gli euro ai teatri, cinema, saltacoda, cioè tutte quelle cose che danno dignità ed è europea questa. Poi infine, e con questo concludo, quello che può essere la mia spiegazione, ma spero di vedervi presto allo sportello, è l'impegnativa di cura domiciliare. Questa è la cosa più richiesta. L'impegnatura per chi? Per chi è non autosufficiente e disabile. Perché le persone, queste sono a casa, non sanno che possono chiedere al comune, all'assistente sociale, una mappatura della propria famiglia, dire io ho il papà, la mamma, un figlio disabile che chiaramente ce l'ho a casa, potete aiutarmi? Allora, in base a questa scheda SVAMA c'è la possibilità di avere 9 livelli, che chiaramente non vi vado a dire, 9 livelli di questo ICD, che viene legato, questi 9 livelli, alla patologia e all'ISEE. Per cui si parte da 120 euro, che è quella base, ai 2000 euro, che è uno che ha lo SLA.
per farvi l'inizio e la fine. Questo chiaramente impegnativa di cura domiciliare è fondamentale, perché chiaramente è un diritto acquisito dalla Regione Veneto, però criticità, come mi insegna l'amico Vigilio, anche questo, come le impegnative per andare nelle case di riposo pubbliche dove c'è la graduatoria, queste li hanno implementate, da 6 sono arrivate a 9, per cercare di studiare tutte le patologie che ci sono adesso, ma si va in graduatoria, non ci sono le risorse finanziarie per dire sì, è un tuo diritto, domani, ecco, riconosco che hai questo stato difficile, domani ti faccio avere 120, 400, 600, 700 euro. Questo è un problema. Chiudo con l'ICD nuovo, che è quello che può aiutare moltissimo le famiglie, che si chiama ICD caregiver. Caregiver vuol dire che è un familiare che magari decide di stare a casa anche dal lavoro per aiutare un proprio genitore. Non prende la badante perché costa contributi e quant'altro, dice io sto a casa a curare mio papà, mia mamma o mio figlio che sia. Allora c'è questo assegno che valuta nell'insieme, sempre sotto il controllo dell'assistente sociale, chiaramente la possibilità di elargirlo. Per cui concludo la spiegazione dello sportello sociale per dirvi che ci sono tanti aiuti che possono essere dati, per cui do un invito a tutte le persone che magari ascoltano di venire allo sportello anche per parlare così, per vedere se trovano un contributo. Possiamo anche dare delle informazioni sulla ricerca del lavoro, perché c'è un motore di ricerca che dà la situazione delle offerte di lavoro della provincia di Treviso, ma non solo. Per cui concludo proprio dicendo venite a trovarci, lo sportello sociale ha degli appuntamenti, ci sono dei contatti nella Camera del Lavoro e siamo in 14 Camere del Lavoro, per cui siamo dappertutto, venite a trovarci e chiaramente venite a sentire se possiamo aiutarvi, specialmente le persone che oggi si ritengono fragili. Grazie Paolo, anche per la passione e anche per l'invito caloroso, no? a far valere i propri diritti. Vigilio. Paolo è fatto così e ti ringrazio Paolo di questo. Prima facevi cenno ai punti digitali facili e parlavi che l'ULSS sta informando tutte le associazioni di questo servizio. Io vorrei tornarci un po' perché da quello che abbiamo visto, ed è frutto del lavoro di Paolo, abbiamo dei comuni che hanno di questi punti facili digitali. E io approfitto di questo strumento, perché sono questi gli strumenti che dobbiamo utilizzare, c'è poco da fare, per da un lato far sì che le persone guardino nella bacheca comunale, facciano un colpo di telefono alla segreteria comunale per dire dov'è, se c'è, il punto digitale facile, così io da anziano non vado più a rompere le scatole al nipote o a un altro più giovane per scaricare i referti, per tutte queste cose qua. E noi abbiamo scoperto che ce ne sono tanti già in provincia di Treviso. Come sindacati, diciamo, dei pensionati, nella contrattazione sociale quest'anno richiediamo, e poi faremo questa pubblicità, richiediamo che in ogni comune ci siano questi punti. Perché? Perché è evidente che se noi rimaniamo da boomer, da anziani, lontani da questi ragionamenti che poi sono le cose essenziali, no? Noi rimaniamo fuori dalla società, noi siamo emarginati. Perciò datevi e diamoci una mano, telefonate, non solo a noi, telefonate anche al vostro comune. Chiedete, dove ho il punto digitale, chiedo scusa, dell'italiano forbito col quale ho parlato, no? Dov'è il punto digitale facile perché ci vado? Io potrei fare degli esempi nei comuni e ce ne sono. Ma percentualmente più o meno quanti rispetto ai comuni? Sarà il 30% forse. Ancora pochi, insomma. Sono pochi, sì. Il 30%, ci sono dei comuni che ne hanno diversi, quelli più grossi, e quelli più piccoli magari no.
E qui mi viene da dire, quelli più piccoli dovrebbero anche immaginare che fondersi non è una cosa sbagliata, ma è una cosa giusta per poter avere più risorse, per poter avere gente che dà a disposizione. E vorrei ringraziare, e qui sì, i giovani, perché su questi punti digitali facili ci sono studenti, ci sono persone giovani, volontari che... Vedete, noi abbiamo un grande cuore, c'è poco da fare come umanità, che si mettono a disposizione appunto di chi ha bisogno, perché loro questi li smanettano da quando sono nati, e perciò in pochissimo tempo fanno lo speed, gli scaricano i referenzi, eccetera, eccetera, eccetera. Io vorrei ringraziare questi giovani qua, perché a volte noi parliamo sempre di chi è in attività, cioè dei lavoratori, lavoratrici attivi, dei pensionati che hanno bisogno, eccetera, eccetera. Ma guardate che i giovani sono i nostri futuri lavoratori, lavoratrici, dirigenti, eccetera. E se hanno questa voglia di dare senza richiedere nulla, vuol dire che queste generazioni nuove sono migliori delle vecchie. Paolo, cosa voleva aggiungere? Sì, no, io volevo aggiungere una cosa, cioè 2 notizie brevi che mi sono dimenticato di dire, ma che mi aveva detto il collega Busso. Uno è che ci siamo accorti che la sanità dal 15 giugno ha aumentato i ticket, per cui il tariffario regionale è stato aumentato, per cui tutti i cittadini si troveranno qualcosa in più che va da pochi centesimi a qualche euro in più, ma per prestazione, che poi ho visto addirittura sono 1800 LEA le prestazioni dell'ASL di Treviso. Seconda cosa, mi diceva che ci sarà la 14ª, per cui le persone chiaramente che pensano di avere in base all'età e al reddito stiano attenti, perché dovrebbe arrivare. Se non arriveranno, anche voi di venire allo sportello, allo SPI, perché vediamo quale potrebbe essere la causale che non vi permette di avere. Ci tenevo a dare una piccola soddisfazione per lo sportello sociale. Siamo in 25 in tutte le camere del lavoro, facciamo squadra, siamo integrati, abbiamo un WhatsApp che ci permette di comunicare, di parlare, di condividere, per cui ci tengo a sottolineare che è un gruppo molto unito, ma ha dei valori, secondo me, di prendersi veramente capo di queste storie che ci vengono giorno dopo giorno. E per cui io posso solo dire una cosa, che sono orgoglioso di essere all'interno dello SPI della CGIL di Treviso e di avere chiaramente come collaboratori tutte queste persone e di poter aiutare le persone in una maniera che veramente ti motiva e ti impegna nella maniera di crederci. Ci tenevo a dire anche questo. Bravissimi, beh, questo è importante, no? Come il rapporto umano a cui faceva riferimento prima, anche perché poi c'è sempre il solito discorso, anche la CGIL è diventato un po' un punto di riferimento di chi non sa a chi rivolgersi, perché nelle famiglie magari ci sono sempre più persone sole. La prova provata è che nel primo semestre del 2025 chi si è rivolto allo sportello sociale è 3 volte tanto, 4 volte tanto rispetto a quelli che l'anno scorso si sono rivolti. Questo sta a significare appunto che c'è una richiesta anche di informazioni, non solo di aiuto, ma anche di informazioni, perché una battuta la voglio fare, perché prima parlavamo della previdenza, la previdenza integrativa. Ma benedetti, se noi non riusciamo, e parlo dei datori di lavoro e anche dei sindacati, se noi non riusciamo a informare i giovani lavoratori che sulla previdenza c'è la seconda colonna, che è quella integrativa, loro non è che possano conoscere tutto, e possono però andare incontro a sorprese se magari fanno come posso dire, un fondo aperto, assicurativo, che ha più costi e meno benefici, mentre quelli contrattuali, viva Dio e ringraziando Dio, finora sono i migliori mediamente, perché anche qua ci sono delle eccezioni. Perciò, prima di tutto, comunicazione e informazione. Noi come SPI, noi come CGIL abbiamo tutti questi strumenti e siamo ben grati di metterli a disposizione di tutti. Ecco, poi tra l'altro un passaggio, sempre con ISEE, no? Ci si deve presentare, certo, corretto? Quello è fondamentale. Sì, i documenti da portare chiaramente in modo che possiamo capire quale potrebbe essere
sono tutti, cioè nel senso ISEE è fondamentale perché in base alla soglia riusciamo a capire determinate condizioni. Secondo, se sono disabili, portare il verbale che riusciamo a capire che tipo di disabilità hanno. Sì. E anche questo diventa fondamentale. Le bollette delle utenze sono importanti perché? Perché vediamo se questi signori sono sotto i 10.000 euro, in automatico hanno il bonus gas e luce. Attualmente con l'acqua ancora no, anche se il GSE, cioè l'ARERA, l'Autorità dell'Energia Elettrica Centrale, ha ribadito che dal 1 gennaio 2026 riusciranno ad agganciare anche l'acqua, per cui per chi ha un ISEE sotto i 10.000 euro, a essere esatti 9.530, verrà il bonus accreditato per luce, acqua e gas, per cui questo diventa fondamentale. Se uno non sa di averle, che ci porti le bollette che noi individuiamo subito quello che è chiaramente se ha o meno il bonus. Benissimo, allora il tempo a nostra disposizione è terminato. Vigilio, voleva aggiungere qualcosa? Al volo. Al volo, venite nelle nostre sedi e fate più forte la CGIL. Ok, bravissimo, sintetico. E comunque in generale andate appunto a pretendere di avere soddisfazione dei vostri diritti. La rete diventa importante perché vedo molto campanilismo, mentre la rete riusciamo a dare forza, vigore a tutti e rispetto. Certamente, mi piace che ha detto la parola dignità più volte Paolo. Allora grazie a Paolo Poletto dello Sportello Sociale dello SPI-CGIL, grazie al segretario generale dello SPI e buonasera. di Treviso Vigilio Biscaro, come Grazie. sempre appuntamento alle prossime puntate del nostro speciale CGIL e un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Buongiorno.